Buonasera a tutti, visti voi, tenore da oie, di Kimbe, triulasa, due missa e 20 Kimbe. Bene, oggi si tenore sono un pacco impresse, che abbiamo questo evento in Lugula, in un bel adesso figura su Carde in Sardegna ed è Parigliasa, poi però noi viviamo lo candidiamo su manifesteggio. Bene. Idimo di die a che toie, la die scusta, se passata su quello libero, ma non limpio limpio, poi idimo di tornare su Taravallo, oggi non narata chi a borta e die carchi gutio de abba li scappata, e speriamo che non siete a sole sapariglia, che deve scominciare a sa schimbe in Santo Nicola. 33 gradi temperatura massima, 21 gradi temperatura minima. Crasa domenica, invece abba non namuso, che lo libero tutto la die fino a Salduas e poi un pacco con stateggio, cioè un pacco coccola a mano, cosa le affico, insomma. Bene, andiamo da innanzi, e fai davolo del toccamento e dolo, in posada, 80 chimbanno, sinché il morto de Duena, de sol de Musio, frate de Giovanni, Giuliana, Antonietta e le sabbiata de Pasqualina, mastro di scuola in pensione. Si interrua il Domenica Sesa, Saldecche, in Sacreia de Santa Lucia, in posada. Condolenze alle passate, se famiglia tutto da parte del Vizi TV. Non posso poi fornire sa fotografia che non è il galo arrivata, che non arriva dall'amulo a ponere. A te lo toccamento e dolo, in Sassari, sin che è morta Gavina Pala, tia Gavinedda, la Camaia, de solde Bussachedu, la tia Dore, mamma del Diego, Giuliana, Mauro e Giampaola. S'interru è su Kimbe Oie a salvato le mesa e sacreia de Santo Iogli in bici. Condolenze alle pazienti, a sua famiglia tutto da parte del Bici TV. Bene, aumentamos che bestes a pranzo de Santa Festa de Santo Iogli due dure, su Kimbe su Sese, oggi a sa rotto bisogna sempre scordas e ortatos e pezzi in umido, a San Nove sono due artisti, Betty e Mario in concerto, poi domenica sese a sa mezzodì veste sa missa e a sa una pranzo, lo pranzo e a sa batolo la corsa del sospizzino, non manchetta sa. E con questo si manifesteggio de sa presentazione che veste del carattere musicale. Bene, poi Spariglias, eccola qua, Spariglias in Luvula, lo Chimbe di Triola 2020 Chimbe, località Santo Nicola, Luvula. Programma, Saldecchia e Mesa, De Manzano, su Salone Moreggio, bel sul dibattito, su Caddo in Storia Sarda e Sol Valente, Saccaddo in Sardegna. Poi a Saschimbe, de Ortedie, più a Spariglias, in Santo Nicola, Sparigliesi, Lugola, Odiavoda, Padria, Forne, Castiadas, Iteri. Dopo a Spariglias, a chi è appunto di Terete, Besteso, Ballolo, a Sonette, il Santo Nicola. E Zacchena, comunitaria. Bene, in questo abbiamo terminato, poi ieri a servizio ha trasmesso la diretta da Romanzesu, purtroppo non vai a Lucche e poi vabbè basta. Sente che può non si spostare del posto Issoso, hanno spostato il relatore in una zona che non si dia, una cosa incredibile insomma. Cioè il relatore che viene spostato può non si spostare una persona insomma, vabbè. Cioè, sono cose che non comprendo io. Resta arreccata addirittura questa e l'ha spostata a mano il relatore in che la sete in una cratea a scuro. Proprio per non si spostare qui se magari bisogna stato sul lucco. Boh. Scusate di là con questa protesta ma è il legale, cioè non fanno bene.
e quindi non si dia nulla, insomma. Cioè, poco stenta a inquadrare solo i tesinata sul pannello luminoso, questa proiezione e basta, su questo non si dia. Bene, andiamo ad innantesi, comunque una bella cosa interessante, tante cose già abbiamo scritto, su prade allineamento, su chi su scala badaiana, so antico, so fra i catori del Nurages, del Puzzo Sacro, so, che hanno a chiesa scuola. E quindi, cioè, dobbiamo pensare, insomma, che in più esperto della media normale dell'astronomia, cioè io praticamente questa cultura astronomica che hai antano sono là che non l'appo, cioè hai una cultura astronomica a metà più elevata della media normale le oie. Perlomeno questo si pensa, insomma. Andiamo ad innantesi, diamo su lo con nostro, la diga di Abbalucente si può fare, è soltanto una questione politica. Questo è Silvestro Lade, si scola in questo incontro che è stato di Abba Nostra, un comitato che è costituito proprio appunto a dare di Abba. L'incontro promosso dal gruppo Abba Nostra alla presenza dell'assessore regionale dei lavori pubblici Antonio Piu sull'emergenza idrica del territorio ha offerto momenti importanti di riflessione sulla situazione attuale e sulle iniziative future. Presente al vertice anche Silvestro Ladro, già senatore, nonché assessore ai lavori pubblici della regione Sardegna. Le condotte, Abbanò ha rimarcato la necessità di intervenire sulla riparazione delle reti, sull'avvio del nuovo potabilizzatore centralizzato di Torpè, sul possibile utilizzo delle acque reflue e il collegamento del Maccheronis con altri invasi per il quale l'assessore Più si è reso disponibile a finanziare lo studio di fattibilità. Ritengo che il problema dovesse essere impostato diversamente, dice Ladu, partendo dall'analisi del fabbisogno idrico del territorio, oggi e in futuro, nella programmazione pluriennale della risorsa idrica che si basa su rapporti certi e non virtuali. L'argomento Silvestro Luconnoschi a te che si occupato Parizzo, insomma. Pastorale del turismo 2025, commenta Donzanno, va alla ricerca della speranza. Il calendario degli incontri in piazza a Tortolì e alla Caletta, un bel evento dal suo punto di vista ecclesiastico, ma non solo, dal carattere sociale, insomma. Posti di blocco ai Ragikis a giudizio, e cioè dei territoriali risposto del blocco della polizia sono accusati di interruzione di pubblico servizio. In aula la testimonianza di un agente. Gruppi WhatsApp su autovelox e controlli stradali, 2 a processo. Segnalazioni puntuali, orari precisi, aggiornamenti in tempo reale su posti di blocco e chilometri e autovelox. Tutto questo avveniva all'interno di alcuni gruppi di WhatsApp con centinaia di iscritti utilizzati sistematicamente da automobilisti per evitare i controlli delle forze dell'ordine. A finire a processo sono 2 uomini di Nuoro, Marco Brau e un secondo imputato, nel frattempo stralciato, entrambi accusati di interruzione di pubblico servizio. È arrivato chi avvisa in un bambini la sposta del blocco che su misuratore di velocità e chi su un misuratore del suo livello del calcolo. Allora, freddato nell'ovile ad Orune torna la paura. L'agguato all'ingresso del potere, la dinamica e il contesto familiare della vittima fanno pensare ad un regolamento di conti. Fucilate contro Luigi Conte, a 32 anni, il padre Pietro arrestato a maggio per il delitto di Luca Goldi. Insomma, è una cosa meta complicata, un fucile caricato a pallettoni, una vita spezzata e ancora una volta Oruna, terra indorata di anni indorata, vabbè,
di anni e dolore viene trascinata nel buio di un clima fatto di odio, paura e sangue. Troppo sangue. Una terra arsa dall'orgoglio che non sembra voler placare la sete di vendetta. Luigi Conte aveva 32 anni, figlio maggiore di Pietro Conte, arrestato lo scorso 20 maggio con l'accusa di aver ucciso nel 2023 Luca Goldi. È stato freddato con diversi colpi d'arma da fuoco nel più classico degli agguati. Oio, oio, oio. Male, male. Decadenza, andiamo a vedere decadenza Todd, la consulta deciderà in autunno. Questa sentenza che vi diverte su 9 come de Triola, appare che in un visiete la Corte potrebbe valutare anche il secondo conflitto di attribuzione deliberato dalla Giunta. Slitta il 24 settembre l'udienza sul ricorso contro l'ordinanza del collegio di garanzia. La Corte Costituzionale ha rinviato dal 9 luglio al 24 settembre l'udienza sul primo conflitto di attribuzione sollevato dalla Sardegna sul caso della decadenza della Presidente della Regione Tode. Un buon segno per la governatrice? Difficile dirlo. Il ricorso in questione è quello presentato dalla Regione contro l'ordinanza in ingiunzione del collegio di garanzia, istituito presso la Corte d'Appello di Cagliari. Nella parte riassume la consulta nella pagina e vabbè, insomma, è stato rinviato e va per un altro ricorso, cioè praticamente Tode è una dainantesi che sa il flebbo del suo ricorso. Ultima cosa, politica internazionale, armi, Zelensky convince gli USA, colloquio telefonico con il presidente americano che rassicura il leader ucraino. La premier italiana sente Trump, nessuna interruzione nelle forniture. Sì, ufficiale di Hamas al piano degli Stati Uniti per la tregua, speriamo che siete da via buona questa. Benjamin Netanyahu era già disponibile ad un cessate il fuoco di 2 mesi. Motociclista italiano ucciso da un'orsa, abbaiti suicidi. Originario di Varese, stava percorrendo una strada panoramica. Stava facendo un viaggio attraverso Croazia, Serbia e Romania ed è arrivato alla Transfagaran con la nuova Omar Farang, ucciso da un'orsa in Romania quando si trovava lungo la strada chiamata anche la follia di Ceausescu. Questo particolare lo aveva scritto lui stesso nel suo ultimo post su Facebook del 2 luglio, quando aveva anche postato 2 video con orsi. In uno si vede l'animale a lato della strada mentre lui passa in moto e dice guardate che bello. Nell'altro si trova in uno spiazzo con l'orso che si avvicina. Oggi i protagonisti sono stati gli orsi bruni, aveva raccontato. Secondo le prime informazioni, confermata anche dalla Sara Sfotti, la sindaca di Fermo, il paese del Baresotto in cui vive la sua famiglia, eccetera, eccetera, il 48enne era tornato indietro lungo la strada per fotografare un lago spettacolare. Per raggiungere il lago ha percorso il sentiero, molto scosceso e insomma in un baiata un orso tiselata, praticamente l'ha morto, cioè l'ha branchiata e morto. Bene, che in questo terminiamo il tenore de hoy e noi diamo l'appuntamento dai che a carchime a mezz'ora per trasmettere dai Lugula la conferenza che beste su caso si studia a Salva. Poi è stata fatto poco impresse, è durato solo 20 minuti, ma l'appuntamento sono tanti. Buon saluto, questa solita sigla di Bizzi TV. Allora aspettiamo, ecco qua, mentre vedere di buona tutto da Bizzi TV, adios e menzo a crash.